Va ora in onda la rassegna stampa. Come le stelle noi, soli nella notte noi ci incontriamo. Come due stelle noi, silenziosamente insieme ci sentiamo. Non c'è il tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te, quando tu sei in me. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Come due stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò. Dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Per sempre figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, per sempre figli delle stelle, cantava nel 1977 Alan Sorrenti. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 19 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito
la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete appunto i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, vi perdete gli Autodafé dell'amico Giulio Cainarca, vi perdete la rassegna stampa di Semivarin che sto sostituendo io per adesso. Bene, a che coordinate incrociamo? 340 670 9659 per le zappe o WhatsApp che dir vogliansi, vi aspettiamo numerosi, oppure 0292947222 quando lo dirò io, e cioè dopo le 9:15, perché stamattina è lunedì e c'è anche l'onorevole Molinari alle 9, capogruppo della Lega alla Camera. Voglio salutare l'amico Enrico con il suo GTV che sta portando le bambine a scuola, quindi una mattinata quanto mai rombante anche per lui. E noi procediamo quindi con la rassegna stampa di oggi, che è abbastanza variegata. Diamo un'occhiata intanto alle agenzie. l'ANSA, eccoci qua, l'Ucraina, Meloni, Starmer, Macron e Merz a colloquio con Trump prima della sua telefonata con Putin. I leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno parlato telefonicamente ieri sera col presidente degli Stati Uniti del dossier Ucraina. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la presidente della Commissione UE von der Leyen e il vicepresidente USA J.D. Vance. Il ballottaggio, il filo UE, Nicu Sordan è il nuovo presidente della Romania, però appunto Simeon, il leader del centrodestra, il candidato di centrodestra, dice che ci sono stati dei brogli. Ancora, Vaticano, inizia l'era di Papa Leone XIV, la pace al primo posto, ieri la messa di inizio pontificato, erroneamente detta di intronizzazione. Serie A, il Napoli è un passo dallo scudetto, la Juventus vede la Champions, e poi c'è questa notizia di stanotte che è anche l'apertura della BBC. Biden ha una forma aggressiva di cancro alla prostata, tra l'altro si è già esteso alle ossa, povero Cristo. Ancora, internazionali di tennis, Alcaraz spegne il sogno di Sinner, lo spagnolo è il re di Roma. Il voto, Claudio Corrarati del centrodestra, eletto sindaco di Bolzano. Quindi avremo modo di trattare anche questo argomento. La BBC, appunto, vedete che apre con Joe Biden, gli è stato diagnosticato un cancro aggressivo alla prostata. La diagnosi è di venerdì, dopo aver visto un dottore per problemi di tipo urinario. Tra l'altro il presidente Trump ha fatto sapere che sostanzialmente lui e Melania siamo dispiaciuti di sapere della recente diagnosi medica di Joe Biden. Allarghiamo i nostri più calorosi e migliori non si può dire più migliori. Allarghiamo i nostri più calorosi e sentiti auguri a Jill e alla famiglia, ha aggiunto Trump, e ha detto appunto auguriamo a Joe una guarigione che sia veloce e di successo. L'ex vicepresidente Kamala Harris ha scritto su X che lei e suo marito Doug Emhoff tengono la famiglia Biden nelle loro preghiere. Joe è un combattente e so che combatterà questa sfida con la stessa forza, resilienza e ottimismo che ha sempre definito la sua vita e la sua leadership, ha scritto la Harris. Obama, lui e Michelle stanno pensando all'intera famiglia Biden e nessuno ha fatto più di lui per trovare dei trattamenti innovativi per il cancro in tutte le loro forme, e sono certo che Joe continuerà a combattere davanti a questa sfida con la sua solita cortesia e risolutezza. Preghiamo perché avvenga una guarigione veloce e completa. Nel 2016 infatti Obama aveva dato l'incarico a Biden di guidare appunto un programma di ricerca a tutto campo per la lotta al cancro. Tra l'altro vorrei ricordare che era il 1971 quando il War on Cancer Act
un Cancer Act di Richard Nixon stanziava i primi seri fondi per la ricerca e permetteva l'inizio della sperimentazione, o meglio, approfondiva l'inizio della sperimentazione negli Stati Uniti d'America. Io sono qui grazie a quella legge del 71, nel 1987 sotto Reagan nacque la PEB, la cura che mi ha salvato la vita 9 anni fa, il 23 di maggio saranno 9 anni quando il cancro mi ha colpito, per cui a maggior ragione, caro Joe, avanti e coraggio, che è la cosa più importante. E un abbraccio alle sorelle e ai fratelli della 048. Bene, adesso cominciamo con le prime pagine. Il Corriere della Sera: si apre il pontificato, tremore e timore, l'ora dell'amore e della concordia, e oggi vede il vicepresidente americano Leone XIV spinge la diplomazia, il colloquio con Zelensky, Meloni riceve la von der Leyen e Vance, nuovo inizio tra UE e USA. In primo piano la tela della Premier, ora il solco si è ridotto, il cardinal Maradiaga sul Papa conosce la realtà vera. Di spalle elezioni, Polonia in bilico, Portogallo alla destra, Romania colpo ai sovranisti, vince il candidato europeista. Sì, vabbè, sono 3 gli appuntamenti, però in 2 ha vinto il centrodestra o sta per vincere. Però la Romania, che legnata, vabbè. In questo paese, signore e signori, siamo bravissimi a raccontarci le nostre illusioni. Anche qui il povero Biden, una forma aggressiva, l'annuncio shock, Biden ha un tumore. Il Fatto Quotidiano: nel disfatta Kursk, il capo della 47esima brigata dopo il flop dell'invasione in Russia. Ucraina, il comandante eroe se ne va, mandati al macello. Il Fatto Economico: Mago Merlino De Vasini dalle cripto alla Juventus. Vince l'Austria con JJ, Eurovision da TV locale, Piagnoni, Guitti, Strapponi. Foro Italico, l'italiano sfida lo spagnolo a Parigi. Tennis, Alcaraz regola Sinner, Paolini bis con Errani in doppio. Ancora Il Giornale, vedete la fotonotizia d'apertura, Dazzi, Meloni unisce Europa e USA, l'Italia che conta. Vertice a Roma con von der Leyen e Vance, via i negoziati. Ancora la messa di insediamento, Leone e Zelensky, pace giusta per Kiev. Il manifesto del Papa, questo è il momento dell'amore. Ballottaggio, Romania in testa d'anni, il candidato filo Bruxelles. Di spalla i commenti, la fotografia dell'Occidente che la Premier vuole difendere, cioè lei convince la von der Leyen. Timori francesi, un Macron frenetico perché teme di scomparire. Scrive Gennaro San Giuliano e credo abbia ragione da vendere. Tanto ormai sto bollito, un altro anno e mezzo di presidenza in Francia e poi ciaone. Va bene, Il Tempo, gran titolo anche stamattina, Caput Mundi, a Roma il vertice Meloni-Vance von der Leyen, un nuovo inizio. Nel giorno di Leone XIV l'Italia capitale della diplomazia, mentre l'Europa scatta foto, la Premier media su pace e dazi. Il vice di Trump, bene Giorgia, ponte tra UE e USA. Zelensky, grazie al Papa, il suo ruolo è importante. Di spalla, vedete che il Tempo continua a fare questa sua inchiesta. L'allarme, l'imam fa lezione in classe, così colonizzano l'Italia. Ecco come l'Islam parte alla conquista del nord. In una moschea del capoluogo lombardo i fedeli ammettono: i musulmani sono tantissimi, si prenderanno il paese. Ora pensate a quelli che fanno bordello quando un vescovo osa andare a dare una benedizione a scuola o tenere una predica. Pensate a quelli. Pensate il prossimo dicembre le solite storielle sul presepe, sulle canzoncine con Gesù Cristo e tutto il resto. Pensate a quello. Il conflitto in Medio Oriente, ucciso Sinwar, il nuovo capo, era ora. E ora trema il regime di Hamas. Lo scontro sul Jobs Act, Elli, Landini riformisti, nel PD fronte anti-Renzi, Alfieri, ci ha offeso. Sangue. Un'altra prova superata, il grande abbraccio di Piazza San Pietro, la festa dei 200.000 per Leone d'America. E poi, lo sapete, il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, capi di Stato e teste coronate. A San Pietro 200 delegazioni, c'è Pennellone, cioè re Felipe VI di Spagna,
seduto alla sua sinistra c'è uno sceicco arabo, insomma, con le vesti tradizionali. Lui si volta verso la sua simpaticissima moglie Letizia Ortiz, che peraltro, vedete, veste il privilegio del bianco come tutte le regine cattoliche in Vaticano, e allora lui si gira sorridente e le dice: per un attimo ho pensato che ci avevano messo vicino ai Maggi. Vabbè, questa era un po' telefonata oggi, ma date una medaglia a quest'uomo. No, questa è La Stampa, dobbiamo dare La Repubblica. La Repubblica, Leone mediatore di pace, il Papa incontra Zelensky e oggi Vance. Faccia a faccia tra il presidente ucraino e il vice americano, trattative in Vaticano. Il Messaggio, all'Angelus appello del pontefice per Gaza, bambini e famiglie ridotti alla fame, Netanyahu ripresa degli aiuti nella striscia. Il vertice, Meloni riunisce a Palazzo Chigi USA e UE, poi partecipa insieme ai volenterosi alla nuova telefonata con Trump su Putin. E poi ancora in fondo le parole del Papa, scelto senza meriti, non sarò un condottiero. Romania trionfa l'europeista Dan, colpo ai sovranisti. Sinner si arrende ad Alcaraz, Paolini, Felbis con Errani, e poi sono andate a buttarsi nella piscina. La Stampa, Leone, i bimbi a Gaza muoiono di fame, in 200.000 a San Pietro per l'insediamento, il Papa abbraccia il fratello, io ho scelto senza alcun merito. Di spalla il caso, cade dal catamarano, la tragedia di Anna, morta a 17 anni al suo primo lavoro, tra l'altro il papà di questa povera ragazza detta era lì per fare l'interprete, non la marinaia. Europa, asse anti-Meloni, continua l'assalto nella striscia, giallo sulla morte del fratello di Sinwar, Netanyahu negoziamo la pace. Ucraina, pressing di Berlino, Parigi e Londra su Trump, la premier esclusa punta su Vance e Ursula. Fotonotizie centropagina, al Salone del Libro resta per gli incontri con gli scrittori, oggi ultimo giorno d'apertura. Le parole di successo. Il calcio, Juve, Nico Vlahovic, vittoria da Champions, Serie A, pareggiano Conte e Inzaghi, Napoli a un passo allo scudetto, Toro battuto a Lecce. La Verità, successo diplomatico, l'Italia e Meloni così isolate che USA e UE si vedono a Roma. Alla faccia delle critiche di Conte, Renzi, dei magheggi di Macron, il premier ha calato l'asso, Vance e Ursula partecipano a un trilaterale a Chigi sui dazi. L'americano è una pontiera, la von der Leyen fiducia, conflitto in Ucraina, Zelensky incontra e ringrazia il Papa per i negoziati. La fotonotizia centropagina, l'intronizzazione di Leone XIV, io ho scelto senza merito. Di spalla le interviste del lunedì, eccola qua, sorridente come non mai, Silvia Sardone, nelle periferie tengo a bada l'Islam radicale, il delfino di Soros e i soldi alla campagna PD, Daniel Sachs, numero 2 del magnato ungherese, ha elargito oltre 1 milione ad Agenda, associazione di cui fa parte la portavoce di Donne Dem che sostiene la Salis. E lui la futura guida di Open Society. Internazionali di tennis a Roma, Sinner bastonato, sulla terra il re e Alcaraz. Libero, eccoci qui, vertice Meloni, Vance, von der Leyen, la foto che fa nera la sinistra. Giorgia fa partire il dialogo tra USA e UE, smentendo i progressisti che parlavano di Italia isolata. Il Papa vede Zelensky e lavora per la pace. La mangiatoia del cinema, Muccino incassa milioni, ma continua a lamentarsi. Nozze d'argento, domani lo speciale per i 25 anni di Libero, tanti auguri. Vediamo un attimo se riusciamo ad aprire la pagina di Italia Oggi, ecco qua, perché oggi naturalmente non c'è il quotidiano, ma c'è il settimanale, Italia Oggi 7, vediamo che cosa c'è in prima pagina appunto su 7, che vi ricordo è fatto da Roxy Tomasicchio, Silvana Saturno e ovviamente viene guidato dal condirettore di Italia Oggi, Marino Longoni. Li salutiamo tutti e tre con affetto. Allora, ecco qua che si carica la prima di questa mattina, la prima di Italia Oggi 7. Dovrebbe farcela, vediamo un po' se ce la facciamo. Sì, eccolo qua. Apriamo
La prima pagina di 7, i nuovi paradisi fiscali, Abu Dhabi, Turchia, Russia tra i paesi a fiscalità privilegiata con carenze nei sistemi antiriciclaggio, quelli con i maggiori flussi bancari da e per l'Italia. Benissimo, adesso noi passiamo a vedere un po' più in profondità quello che c'è dentro i quotidiani. Mi scuso, ma oggi niente quotidiani locali perché appunto avendo l'onorevole Molinari alle 9 concentriamo un poco i tempi e in particolare noi proseguiamo con le notizie di oggi. Allora, io passerei direttamente alla politica estera e partirei appunto con l'Ucraina, vediamo che cosa c'è sul Corriere, poi andiamo a Gaza, dopodiché rientriamo dopodiché andiamo in Romania e poi rientriamo in Italia. Allora, andiamo a vedere che cosa succede, pagina 15 del Corriere della Sera, ecco qua. Sostanzialmente oggi la telefonata Trump-Putin, scrive il Corriere della Sera, Rubio, facciamo sul serio, il segretario di Stato rassicura gli alleati pronti a colpire con sanzioni devastanti, ma l'analisi, il punto militare è molto interessante. La Crimea è il nodo delle regioni contese, lo zar pensa ai territori e aumenta gli attacchi. I droni potenziati mettono in difficoltà le difese aeree. Ad ammetterlo, in un'intervista alla Fox un mese fa, è stato anche l'inviato statunitense Witkoff. L'accordo tra Mosca e Kiev riguarda i territori. Tradotto, il nodo più difficile da sciogliere è il riconoscimento dell'annessione della Crimea, ma soprattutto lo status delle regioni di Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk. Ma di queste ultime però Mosca non occupa interamente il territorio. Secondo le stime dell'intelligence occidentale, la Russia controlla il 99% dell'oblast di Luhansk, il 66% del Donetsk, il 73% di Zaporizhia e Kherson, poi una piccola percentuale nell'oblast di Kharkiv, ma del tutto trascurabile. Inoltre, nelle regioni di Zaporizhia e Kherson, i capoluoghi sono ancora sotto il controllo di Kiev. Morale: concedere a Putin queste terre significherebbe andare ben oltre il congelamento delle attuali linee del fronte. Durante i primi 2 anni dopo l'inizio dell'invasione, Zelensky ha insistito che qualsiasi accordo di pace avrebbe dovuto ripristinare l'intero territorio ucraino. La sua posizione si è ammorbidita dal febbraio scorso, quando ha concesso di poter accettare l'occupazione temporanea dei territori confiscati dalla Russia, senza però rinunciare un giorno a rivendicarli. La ragione per cui Mosca rivendica queste conquiste territoriali è che costituiscono un ponte terrestre strategicamente prezioso tra la Crimea e la Russia continentale, passaggio ora possibile grazie al ponte di Kerch, lungo 19 chilometri e costruito dal Cremlino dopo l'annessione della penisola nel 14. Inoltre, la sovranità sui 5 territori darebbe a Putin anche il pieno controllo del Mar d'Azov, importante via d'accesso al Mar Nero. Non a caso, ieri, a poche ore dalla telefonata tra Trump e il presidente russo, l'armata di Mosca ha lanciato un attacco record con 273 droni contro l'Ucraina. E non a caso, a fronte della pressione internazionale per un accordo, negli ultimi mesi i raid aerei russi sono diventati molto più letali. Causa dell'incremento di vittime è la diminuzione di arsenale della difesa aerea ucraina, ma, dicono gli esperti militari, i droni iraniani Shahed dall'inizio dell'anno sono stati potenziati con motori a reazione. Se prima questi ordigni volavano tra i 380 e i 400 km all'ora, nella seconda metà di marzo si è registrato un record di 477 km orari. Allo stesso modo il carico utile massimo trasportabile è triplicato, passando da circa 30 a 90 kg di esplosivo. Più resistenti all'umidità grazie a un nuovo rivestimento, questi droni volano pure più in alto, sfuggendo meglio a contraeree e radar. Infine, i nuovi ordigni iraniani sono stati dotati di terminali Starlink, che li mantengono in contatto con i piloti in Russia durante il volo, permettendo così attacchi di maggior precisione. A preoccupare Kiev anche l'allerta dell'intelligence militare. Mosca starebbe pianificando infatti
il test di un missile balistico intercontinentale RS-24 per questa notte. Con una gittata dichiarata di 11.000 km e se equipaggiato con una testata da combattimento di una potenza esplosiva equivalente a 1 milione di tonnellate di tritolo, il missile ha l'obiettivo di intimidire l'Ucraina, nonché gli stati membri dell'UE e della NATO, proprio mentre sono in corso le trattative di pace. Il lancio dovrebbe partire nell'oblast di Sverdlovsk, circa 100 km a nord-est di Ekaterinburg, ma il GUR, il servizio di intelligence militare, non specifica quale possa essere il bersaglio. Andiamo bene, si parla di pace e questi sparano mortaretti. Allora, andiamo a vedere che cosa ha detto invece il Santo Padre, ce ne andiamo a pagina 6-7 su Il Giornale, le 7 e quasi 54 minuti, intanto, perché il Papa chiaramente si è occupato anche lui dell'Ucraina, eccolo qua, il Papa ha incontrato Zelensky, una pace giusta per l'Ucraina, l'offensiva diplomatica del Papa. Leone XIV riceve Zelensky che lo invita a Kiev, poi gli offre il Vaticano per i negoziati. L'approvazione di Rubio, ma lo sgarbo di Mosca che non partecipa alla cerimonia. Scrive Fausto Biloslavo, Leone XIV non solo segue le tracce di Bergoglio sul sentiero della pace, ma accelera fin dal suo insediamento di fronte al mondo. Quando il Papa, prima del Regina Coeli di ieri, ha ribadito con forza che non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre, ricordando i bambini di Gaza ridotti alla fame, il conflitto in Myanmar e la devastazione nel cuore dell'Europa, è scoppiato un fragoroso applauso dei 150.000 fedeli a San Pietro. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura, ha sottolineato Leone XIV. Forse non sarà giusta con la P maiuscola e ci vorrà un miracolo per renderla duratura, ma la Santa Sede col nuovo Papa sta lanciando un'offensiva diplomatica a favore della pace senza precedenti. Nei giorni scorsi il segretario di Stato Pietro Parolin ha ripetuto la volontà del Papa di mettere a disposizione il Vaticano per trovare una via d'uscita tra russi e ucraini. Dopo Istanbul, il segretario di Stato americano Marco Rubio, presente a Roma, ha preso la palla al balzo dichiarando che il Vaticano è certamente un luogo dove entrambe le parti sarebbero a loro agio. Peccato che Olga Lyubimova, ministra e delegata del Cremlino, non è arrivata in tempo a Roma per un non meglio specificato problema di rotta con l'aereo. Bergoglio ci ha provato inviando in missione a Kiev, Mosca, Washington e Pechino il cardinale Matteo Zuppi, che aveva ottenuto la pace nella sanguinosa guerra civile in Mozambico. Un asso nella manica che può tornare utile per smussare gli angoli. E guarda caso Rubio ha incontrato Zuppi e il cardinal Parolin. Robert Francis Prevost ha voluto dare proprio ieri un segnale forte accogliendo in udienza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Non si è presentato come l'ultima volta in Vaticano altezzoso in maglietta combat verde e tridente ostentato, ma in maniera più sobria, e ha ringraziato il Vaticano per la sua disponibilità a fungere da piattaforma per i negoziati diretti tra Ucraina e Russia, aggiungendo che siamo pronti al dialogo in qualsiasi forma per ottenere risultati tangibili. Poi ha invitato il Papa a Kiev, altro sogno mai realizzato di Bergoglio, ma l'erede americano di Pietro starà molto attento a calibrare le visite. Se va in Ucraina dovrà andare anche a Mosca, portando in dote una speranza di pace concreta. Sul lato russo, le parole di apprezzamento di Putin quando il conclave ha scelto Prevost sicuramente aiutano, ma ancor di più potrebbe fare la Chiesa ortodossa, troppo allineata col Cremlino. Non è un caso che ieri il Papa abbia ribadito l'auspicio di una strada da fare insieme anche con le chiese cristiane sorelle, per costruire un mondo nuovo in cui regni la pace. Oggi, quando Donald Trump parlerà al telefono con Putin, Leone XIV potrebbe incontrare in Vaticano il vicepresidente americano J.D. Vance. La cerimonia di esordio del Papa ha comunque già compiuto un piccolo miracolo. Zelensky ha stretto la mano a Vance e poi si sono visti assieme a Rubio per la prima volta dopo l'umiliazione della Casa Bianca. Sul tappeto, la situazione al fronte, i preparativi per i colloqui tra Trump e Putin, la possibilità di sanzioni contro la Russia se non ci saranno risultati per un cessate il fuoco. Anche la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il trilaterale con Vance e la Premier Giorgia Meloni, ha parlato di settimana cruciale per le trattative.
Forse farebbe bene in un momento così delicato a calmare i bollenti spiriti di qualche galletto europeo. Grande Fausto Biloslavo. Scusate, ma questo è un passaggio di una perfidia deliziosa. Sentite qua, ve lo ripeto. A calmare i bollenti spiriti di qualche galletto europeo per puntare solo alla tregua, primo passo verso la fine della guerra nel cuore dell'Europa. Chissà chi sarà questo galletto europeo. Magari uno che sta a Parigi e ha una bandiera blu, bianca e rossa simile alla nostra. Chissà, chissà. Nel frattempo, sempre su Il Giornale, i 3 volenterosi chiamano Trump, ma niente truppe. Oggi tocca a Putin. Merz, Starmer, Macron sentono il tycoon, retromarcia sui soldati, si sfila la Polonia. Ma come? L'Italia era isolata, facevano tutto loro, quella, e ora invece qua, dietro front, contrordine compagni. Trump è l'unico occidentale ad aver aperto con Putin un canale, seppur a singhiozzi. Macron, padre dell'idea di una forza di rassicurazione, sostiene di aver deciso di non ingaggiare truppe in modo diretto in Ucraina per non fare la terza guerra mondiale. Ma nei fatti la cornice di sicurezza immaginata da Parigi e Londra partiva da lì. Berlino si è aggiunta con un Merz semplicemente disposto ad approfondire il formato. Ieri si è sfilata anche la Polonia dal quartetto, almeno dal confronto telefonico con cui Macron, il britannico Starmer e Merz provano a chiedere a The Donald di ottenere da Putin un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni e con ogni probabilità l'impegno a sedersi a un tavolo di trattativa che preveda la presenza di alcuni paesi occidentali in Ucraina. Secondo le ipotesi dell'inquilino dell'Eliseo, esposte chiaramente in TV e via via curiosamente rimodellate, visto il fuggi dal piano di inviare truppe anche senza l'unanimità dei partner occidentali, l'America dovrebbe svolgere una sorta di ruolo di garante. Ma come, questi non erano quelli che si dovevano affrancare dall'America, l'Europa tutta unita, l'esercito, e poi questo è il risultato. Una scorreggia, questa è la realtà, scusate se mi esprimo così. Non solo nel processo di pace tessuto finora solo dalla Casa Bianca, ma pure nei cieli ucraini, sorvegliando in prospettiva il fronte con satelliti pronti a segnalare eventuali violazioni del cessate il fuoco. L'UE è fuori dai tavoli diplomatici, mentre la Casa Bianca potrebbe far svoltare gli eventi. Anche von der Leyen ha detto che potrebbe essere una settimana cruciale, ringraziando gli sforzi degli Stati Uniti e non quelli dei volenterosi. Merz si è posizionato nel mezzo, tra le ipotesi militari franco-britanniche e quelle diplomatiche statunitensi. La mia impressione è che sia gli europei sia gli americani siano determinati a lavorare insieme, ora anche in modo mirato. Ieri si è fatto lui portavoce del gruppo ridotto a 3, dal quale si è tirata fuori Giorgia Meloni. Per cui, attenzione, che ora si è fatta le 8:01, noi ci fermiamo e ci sentiamo The Tokens, The Lion Sleeps Tonight, 1961, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Away.
Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Whoa, whoa, Mama way. Le 8, 4 minuti e 10 secondi, rieccoci qua sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa, ladies and gentlemen. E The Lion Sleeps Tonight, stanotte il leone sta dormendo, e invece no, il leone di cui parliamo noi, che non è quello cantato dai Tokens, è Leone XIV, che ha fatto tutt'altro anziché dormire, e siamo appunto su Il Tempo, la capitale della pace. Zelensky a Roma incontra il pontefice, il vicepresidente USA, ma non è questo il tema, perché ne abbiamo già parlato, è piuttosto la messa di inizio pontificato del nuovo Papa. Si apre l'era Prevost, sono un fratello, la Chiesa unita per la pace nel mondo, mano tesa alle chiese sorelle, costruire un regno senza guerre e lavorare per quell'unità che valorizza la cultura di ogni popolo. Alla cerimonia di intronizzazione a San Pietro, 200 delegazioni. Veramente da Giovanni Paolo I che si parla messa di inizio pontificato. Dunque, che cosa dice il Papa? Il Papa parla del suo tema principale, la pace, nell'omelia che ha tenuto, tra l'altro una gran bella omelia, un tema che sta a cuore al pontefice e che unisce le due Americhe, quella del nord, in cui Donald Trump si è nuovamente posto al centro dell'attenzione nel mondo, e quella del sud, dove la pur radicata fede fa i conti ogni giorno con povertà, instabilità economica, politica e finanziaria. Il richiamo alla pace di Papa Leone è giunto al di fuori della sacra funzione del mattino, questa quasi tutta dedicata al formale inizio del suo governo pastorale della Chiesa, collocandosi nell'ambito del secondo discorso pronunciato ieri da Pontefice, quello del Regina Coeli. Al cospetto delle quasi 200 delegazioni degli Stati convenute a Roma per l'intronizzazione, il Papa ha voluto sottolineare ancora una volta quella che intende intraprendere come una propria personale missione di leader spirituale di oltre 1.300.000 fedeli sparsi per il globo. Essere un missionario di pace in una Chiesa assai divisa, ma soprattutto in quel mondo che il suo diretto predecessore definiva in pieno conflitto mondiale a pezzi. 3 decine di teste coronate, capi di Stato e di governo convenuti ieri in piazza San Pietro. Le presenze più rilevanti sono state quelle del presidente israeliano Isaac Herzog, del vicepresidente americano J.D. Vance, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con Herzog, che ha accettato l'invito all'evento inviatogli personalmente da Leone, il pontefice si è lungamente intrattenuto nella Basilica Vaticana al termine della celebrazione liturgica, quando le delegazioni hanno reso omaggio al nuovo successore di Pietro. Il Papa ha invece voluto incontrare Zelensky in un faccia a faccia ufficiale tenutosi ieri pomeriggio nello studio di rappresentanza del pontefice al Palazzo Apostolico, mentre questa mattina di buon'ora incontrerà Vance. La missione del 267° successore del Principe degli Apostoli è chiara: giungere il prima possibile a una pace giusta e duratura tra le nazioni in conflitto. Leone, nell'omelia principale, quella che di fatto delinea il programma di governo, ha fatto appello all'amore e all'unità. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Ce lo narra il brano del Vangelo, dove ci conduce sul lago di Tiberiade, lo stesso dove Gesù aveva iniziato la missione ricevuta dal Padre: pescare l'umanità per salvarla dalle acque del male e della morte.
Passando sulla riva di quel lago aveva chiamato Pietro e gli altri primi discepoli a essere come lui pescatori di uomini. E ora, dopo la resurrezione, tocca proprio a loro portare avanti questa missione, gettare sempre nuovamente la rete per immergere nelle acque del mondo la speranza del Vangelo, navigare nel mare della vita perché tutti possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio. Tra l'altro, vedete qua questa fotonotizia per chi ci sta seguendo ovviamente per video. A proposito, buon lavoro al nostro Francesco, il nostro pastore di Magiche Onde, che mi permette di essere qui tra le vostre orecchie e davanti ai vostri occhi. Ecco qua il fuoriprogramma, il Papa con suo fratello Luis si sono abbracciati con forza, insomma, perché lui con sua moglie, quindi il fratello e la cognata del Papa, sono andati in San Pietro e hanno abbracciato il pontefice. Leone XIV ha anche chiesto la liberazione degli ostaggi al presidente Herzog e cala la tensione con Israele. Spero di vederlo in Terra Santa. Cosa ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog? Oggi ho il privilegio di rappresentare Israele alla storica inaugurazione di Papa Leone XIV in Vaticano. Sono grato per il fatto che uno dei primi atti del Papa sia stato quello di chiedere l'immediato ritorno di tutti i nostri fratelli e sorelle che sono stati tenuti in ostaggio a Gaza per 590 giorni di agonia. E ancora aggiunge in questo post su X: spero che il suo pontificato inauguri una nuova era di cooperazione tra tutte le fedi e rafforzi ulteriormente l'amicizia tra ebrei, cristiani e musulmani in Terra Santa. Sono ansioso di lavorare insieme per approfondire i legami storici tra Israele e la Santa Sede e spero di poter presto dare il benvenuto a Sua Santità in Terra Santa come potente simbolo di questo importante legame. Diciamo che qui si sta ricomponendo una lunga frattura che le posizioni estremamente filo-islamiche di Bergoglio non avevano aiutato, diciamo così. E allora parliamo di Islam e con questo rientriamo in Italia. Intanto dal Medio Oriente è stato ucciso il fratello di Sinwar, il nuovo capo di Hamas, e ora il regime di Hamas trema. Il fratello e successore di Yahya colpito nell'attacco a Khan Yunis. L'esercito israeliano scova il terrorista nel bunker sotto l'ospedale europeo. Nel raid morti 28 palestinesi. Il bunker sotto l'ospedale europeo, fanno schifo, hanno sempre, questi qui veramente hanno fatto strame del diritto internazionale, però la colpa è sempre di Israele. E vabbè, che dovevamo fare? Allora, le equipe mediche hanno cercato di trasferire, tra l'altro Mohammed Sinwar era considerato intransigente contro il fratello Yahya, ma molto più esperto militarmente, scrive sempre il Tempo. Secondo le IDF, le forze armate israeliane, ha comandato la brigata Khan Yunis fino al 2016. Come Yahya si ritiene sia stato uno dei pianificatori dell'attacco terroristico del 7 ottobre che ha scatenato la guerra di Israele contro Hamas. Dall'inizio del conflitto era rimasto nascosto a Gaza. Nel dicembre 2023 le IDF hanno diffuso un video in cui, a loro dire, si vedeva Mohammed Sinwar guidare attraverso un tunnel a Gaza. Nel febbraio 2024 l'esercito israeliano ha localizzato il suo ufficio nella parte occidentale di Khan Yunis. Per l'ex ambasciatore statunitense in Israele Dan Shapiro, Sinwar rappresentava probabilmente un ostacolo ai negoziati. Ci sono poche possibilità che la guerra possa finire prima che muoia, aveva dichiarato Shapiro, membro del Senior Atlantic Council alla CNN. Resta il timore di chi sottolinea come l'attacco a Sinwar significhi che Israele ha appena preso di mira il principale leader di Hamas, necessario per siglare un potenziale accordo. E ieri anche l'altro fratello, no, qua c'è un refuso di chi ha scritto il pezzo. Resta nel mistero il destino del terzo fratello Yahya e Mohammed Sinwar, cioè Zaccaria, che è stato colpito in un attacco aereo a Nuseirat. Secondo una prima versione, lui e 3 dei suoi figli sarebbero stati uccisi in un attacco alla tenda in cui si trovavano. Sinwar ha lavorato come docente presso l'Università Islamica di Gaza. Secondo una versione successiva, l'uomo non sarebbe morto, ma ferito in gravi condizioni.
Nel frattempo le IDF hanno avviato operazioni terrestri nella striscia con 5 divisioni in preparazione di una nuova grande offensiva. Nei negoziati a Doha, Israele ha presentato una nuova proposta ad Hamas, offrendo una tregua di 50-60 giorni e la liberazione di 1.000 detenuti palestinesi, in cambio della liberazione di metà degli ostaggi ancora in vita. La proposta è stata consegnata all'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e ai mediatori del Qatar. Questo è quello che succede in Terra Santa. Invece da noi succede qualcos'altro. Vi dicevo che il tempo, intanto sono le 8:13 minuti e 35 secondi, il tempo sta da un paio di settimane ogni lunedì pubblicando un pezzo sull'islamizzazione del nostro paese. State a sentire questa. L'imam fa lezioni in classe, così colonizzano l'Italia, l'Islam alla conquista dal nord. In una moschea del capoluogo lombardo i fedeli ammettono i musulmani sono tantissimi e si prenderanno il paese. In una scuola di Crema la lezione di religione di un imam. Cosa succede? I cittadini hanno paura ed è proprio la trasmissione Mediaset Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano che aveva realizzato un servizio sulla moschea abusiva di via Padova a Milano. Io abito sopra la moschea, mi hanno già minacciato di morte 2 volte perché quando ti affacci al balcone e guardi loro non vogliono. Qui non si sa mai chi entra e chi esce, dice ai loro microfoni una donna che per timore vuole rimanere nell'anonimato, intercettata proprio poco prima del Ramadan. Nello stesso servizio la giornalista riesce a entrare nel luogo di culto e un uomo le dice gli ebrei, e c'è scritto nel Corano, noi li cacciamo via. I musulmani sono tantissimi, conquisteranno il mondo? Sì, e la prima cosa sarà l'Italia, perché è vicinissima all'Islam. Solo chi finge di non voler vedere può negare questa realtà. Una realtà che sta generando timore tra la popolazione, visto l'elevato numero di reati commessi dai musulmani sul nostro territorio. Sembra di assistere a un incubo tra volontà di costruire nuove moschee, bambini che vengono condotti nei luoghi di culto dell'Islam, tentativi di indottrinamento. A sottolinearlo è l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint. Di fronte ai imam sempre più radicalizzati e un'Europa incapace di reagire, paralizzata da un malinteso multiculturalismo e dal pensiero unico, il progetto è chiaro: prendere più spazi possibili all'interno della nostra società. Lo fanno con una chiara fame di occupazione in vari modi, con le nascite, con moschee irregolari mascherate da associazioni, senza alcun rispetto per le nostre leggi. Eppure non è solo Milano. Di recente abbiamo raccontato il caso di Paderno Dugnano, comune di circa 50.000 abitanti in provincia di Milano, dove il Tempio dei Testimoni di Geova in via Filippo Mede è stato venduto a un'associazione islamica, la Casa della Cultura Musulmana. Ed era stato proprio il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ricordare che fino a quando la religione islamica non avrà firmato l'accordo con la Repubblica Italiana, come le altre religioni che si sono impegnate a rispettare le nostre leggi, noi non dobbiamo lasciare loro neanche mezzo metro quadro di spazio. Sì, perché sotto il nome dell'integrazione che si commettono le peggiori nefandezze, giustamente ci battiamo per riconoscere la parità dei diritti tra uomo e donna, per un'equità sotto ogni punto di vista, e poi sosteniamo una religione che considera il sesso femminile alla stregua di un accessorio pronto all'uso quando necessario, una religione che non esclude la poligamia, che impone alle donne di coprirsi quasi integralmente per non suscitare interesse sessuale in altri uomini. A denunciare un altro episodio avvenuto sul territorio lombardo, esattamente a Crema, è il deputato della Lega e capogruppo in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Rossano Sasso, per chiedere di far luce sul caso della scuola primaria di Santa Maria, dove un imam ha tenuto una lezione sull'Islam. Nelle prossime ore presenterò un'interrogazione urgente al ministro Valditara. L'ennesimo episodio, dopo quello della scuola di Pioltello chiusa per Ramadan e dell'istituto di Treviso, in cui durante una gita alcuni bimbi sono stati fatti inginocchiare in moschea. La deriva progressista in atto nelle scuole, voluta da sindaci e insegnanti di sinistra, cancella i nostri simboli, le nostre tradizioni, il nostro credo e consente a chi professa una religione carica di odio e disprezzo verso gli infedeli di iniziare ad attuare la sottomissione, partendo proprio dalla scuola. Tra i video realizzati con l'intelligenza artificiale in cui si immagina una Milano tra 25 anni completamente occupata dai musulmani e italiani terrorizzati, la sinistra rimane in silenzio,
e porge il fianco a tutti tranne che agli italiani, dimenticando la differenza sostanziale tra accoglienza e sottomissione. Ora, uno può anche dire, vabbè, e Il Tempo è un giornale di destra o comunque tendenzialmente conservatore, ci sta che scriva queste cose. Però poi ci sono le notizie restano quelle, i fatti non li puoi cambiare, i fatti li puoi commentare come vuoi, ma non li puoi cambiare. E qui c'è un altro fatto che Il Tempo riferisce. In Liguria, andiamo in Liguria, sempre su Il Tempo, a dicembre in Consiglio Comunale un ADG per realizzare un luogo di preghiera. Il PD vuole la moschea a Genova, dietro ci sarebbero i soldi del Qatar. Vi suona? Vi suona? Sentite un po' qua. Un tema su tutti sta accendendo il dibattito politico, sia su scala nazionale che in particolare sul territorio ligure. Si tratta della volontà da parte della sinistra di costruire una nuova moschea. Non è una novità la vicinanza di una certa parte politica all'Islam, ma a opporsi immediatamente è stata la Lega. Con noi al governo della regione Liguria e del comune di Genova una cosa così indegna non accadrà mai. Ricordiamo che il PD Pro Migranti lo scorso dicembre ha presentato a Tursi un ordine del giorno per realizzare una moschea a Genova. Con la Lega e il centrodestra il documento è stato bocciato dall'aula consiliare, ma se in maggioranza ci fossero state le sinistre sarebbe passato. Il pericolo quindi è concreto. Tradotto, se i cittadini scegliessero di farsi amministrare dal PD, questo è uno dei rischi principali che correrebbero, una replica di quanto stiamo vedendo nell'Interland milanese, a Roma e in ogni città guidata dal PD. A essere appena tornata da Genova è proprio l'europarlamentare Anna Maria Cisinta, che ci conferma il quadro preoccupante. Ho potuto constatare coi miei occhi quei segnali concreti della radicalizzazione. Moschee irregolari, donne completamente coperte, un cambiamento evidente che rischia di trasformare in profondità il tessuto socioculturale delle nostre città se non si interviene per tempo, soprattutto nella zona tra San Pier d'Arenes e Striponente. La domanda di fondo però resta una. Dove vengono trovati i fondi per la realizzazione di opere così imponenti e soprattutto estremamente costose? La CISINT parla di assenza di trasparenza sui fondi utilizzati che arrivano troppo spesso da stati esteri come il Qatar, interessati a controllare porzioni del nostro territorio per fini politici ed economici e anche tramite il Regno Unito, capitale europea del fondamentalismo islamico. Lo fanno anche attraverso forme di sfruttamento, come il cosiddetto pizzo islamico chiesto ai lavoratori, con la formazione di imam radicali di cui non conosciamo né la provenienza né gli studi. Se il PD ed Elly Schlein predicano accoglienza, non fanno però i conti con l'odio verso l'Occidente che viene spesso professato in luoghi in cui si fa proselitismo integralista e si trasmettono valori incompatibili con la nostra civiltà. Per non parlare del vuoto normativo pericoloso che abbiamo sulle moschee. Spesso infatti sono irregolari dal punto di vista edilizio e diventano luoghi non controllati dove si predica, tra le altre cose, la sottomissione della donna. Diventa quindi urgente approvare la nostra proposta di legge contro il velo integrale e ancor di più definire regole chiare su ciò che avviene all'interno dei luoghi di culto. Adesso noi facciamo una scappata invece su cos'è questa roba qua che non si capisce bene. Alle volte non capisco nemmeno io che cosa ho scritto. Pensate un po' voi, andiamo su Repubblica, andiamo a pagina 27. Dove sta? Oddio, eccolo qua. Nel frattempo, svolta storica. Ecco, qui c'è una pagina molto interessante di Repubblica, perché mentre a Bolzano c'è il sindaco di centrodestra, in Friuli sul terzo mandato c'è Maretta. Cosa succede? Svolta storica a Bolzano, scrive Repubblica, il sindaco di centrodestra, nel ballottaggio Corrarati ha battuto Andriollo del centrosinistra, cala l'affluenza. Decisiva la scelta di Süd Tirol Volkspartei di non appoggiare nessun candidato di lingua italiana. Claudio Corrarati, sostenuto dal centrodestra, è il nuovo sindaco di Bolzano.
Al ballottaggio ha battuto Yuri Andriolo, candidato del centro-sinistra. Per la prima volta dal dopoguerra e dalla fine del fascismo, il capoluogo dell'Alto Adige ha scelto un primo cittadino in lingua italiana, espressione della destra nazionalista che un secolo fa aveva italianizzato il Sud Tirolo, negando diritti storici alla popolazione di lingua tedesca. Solo nel 2005 Giovanni Benussi, esponente della destra di AN, per un mese rimase sindaco senza trovare una maggioranza. Claudio Corrarati, 57 anni, imprenditore, ex presidente provinciale degli artigiani, ha ottenuto il 51,03%. Yuri Andriolla, avvocato di 49 anni, assessore al sociale uscente, si è fermata al 48,97%. Troppi i 9 punti percentuali da recuperare rispetto al primo turno. Il 4 maggio Corrarati, un tecnico moderato sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, aveva ottenuto il 36,2%. Andriollo, candidato da PD, Verdi, Liste Civiche, non era andato oltre il 27,3%. Decisiva, oltre il crollo dell'affluenza alle urne ferma al 42,7%, la scelta del Süd Tirol Volkspartei, il partito di raccolta del gruppo linguistico tedesco, di non appoggiare alcun candidato di lingua italiana al ballottaggio. Dietro l'opzione Blockfrei della Volkspartei, che dalla scomparsa dell'ADC al secondo turno aveva sempre sostenuto il candidato di centrosinistra, 3 fattori determinanti: lo spostamento a destra e i rinnovati vertici politici del partito, l'alleanza col centrodestra per il governo della provincia, stretta lo scorso anno eppure senza precedenti, la pressione romana del governo Meloni, che ha dato il via libera al ripristino di una serie di competenze autonomistiche. Privo di un candidato sindaco da votare su indicazione di partito, comunque ago della bilancia nella prossima giunta, l'elettorato bolzanino di lingua tedesca non è andato alle urne con la storica fedeltà. A frenare la rincorsa di Andriolla, appoggiato da Mondo Cattolico, volontariato, borghesia del centro, anche il mancato sostegno dei giovani centristi della lista civica di Angelo Giannaccaro. 15 giorni fa era stata la sorpresa alle urne col suo 12,5%. Ha deciso di tenersi le mani libere per non rompere l'accordo di maggioranza in provincia con Süd Tirol Volkspartei e centrodestra. Con Corrarati, che ha promesso di cambiare il volto di Bolzano con pragmatismo a partire dal bisogno di più sicurezza e il mondo economico della città. Quindi allora ha vinto il centrodestra, la gente ha votato, dov'è il problema? Ma 100 anni fa, ma quello qua e là. Siamo 100 anni dopo. Veniamo a noi. Friuli Venezia Giulia, sempre su Repubblica, Friuli Venezia Giulia sul terzo mandato la maggioranza è in crisi. Intanto potete scrivere le vostre zappe al 340 670 9659. Gli assessori di Lega, Forza Italia, Lista Fedriga rimettono le deleghe per il no di Roma, poi il governatore congela tutto in attesa di Meloni. Cosa succede? Entro la fine della prossima settimana si saprà se i friulani devono aspettarsi elezioni anticipate perché Lega e meloniani hanno litigato. Gli assessori regionali della Lega, della Lista Fedriga, di Forza Italia hanno rimesso le deleghe nelle mani del governatore, il leghista Massimiliano Fedriga. La prossima mossa è sciogliere la giunta se non si riuscirà a far pace. A rimettere le deleghe sono stati per primi 2 assessori leghisti che si sono sentiti attaccati dal ministro di Fratelli d'Italia Luca Ciriani. Non è la prima volta, non è il primo scontro. Il ministro, friulano e potente, ha ambizioni da viceré, sostengono gli accusatori. Non è una cosa che passa con un'aspirina. Il segretario friulano della Lega, Giulio Marco Dreosto, ha annunciato l'ammutinamento leghista se non ci sarà un chiarimento nel centrodestra. Dreosto ricostruisce le prossime tappe che sono in primo luogo l'incontro di Fedriga con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A creare il patatrac sono state le ultime affermazioni sui ritardi dell'ospedale di Pordenone. Sono altri però i problemi politici irrisolti. Il PD denuncia tra minacce e ricatti il problema è la sanità, ma il governo non vede e non dà risposte, attaccano i Dem. A covare i malumori nella destra c'è soprattutto l'assetto in vista delle amministrative, come spartirsi posti e candidature. Il nord-est è zona caldissima. Nel Veneto il Doge Zaia è stato fatto fuori dal divieto di terzo mandato. Divieto che non dovrebbe valere per le regioni a statuto speciale, come Friuli e Trentino Alto Adige, ma a quanto pare vale lo stesso. La Premier cosa dirà a Fedriga?
Oltre all'ospedale è sul terzo mandato che dovrà dare assicurazioni. Sul terzo mandato o sul quarto, ha detto il governatore, credo sia sbagliato fare ragionamenti solo partendo dalle situazioni contingenti. Rischiamo di fare un errore enorme. La questione che mi pongo se la pone anche il collega De Luca: è giusto o no andare a limitare ricandidature e quindi possibilità di scelta del cittadino? Credo che la politica sottovaluti alle volte la capacità decisionale del cittadino. E poi mi sono preso un po' di tempo per riflettere, ma non voglio entrare in queste dinamiche, in quella politica dei giochi di potere da cui mi sono sempre allontanato. Deciderò nei prossimi giorni. Vedremo che cosa deciderà Federica. Noi comunque ne parleremo con l'onorevole Molinari tra non molto. Pagina 14, vi ragguagliamo anche sulla Romania. Nel frattempo, che ora si è fatta? Le 8:28, abbiamo tutto il tempo. La Stampa: il sindaco riformista di Bucarest sarà il nuovo presidente, sconfitto il sovranista leader di Aur. Affluenza record 64%, la diaspora ha votato per l'estremista, ma non è stato sufficiente. La Romania sceglie l'Europa, il moderato Dan batte Simeon, il dialogo ha vinto sull'odio. Il sindaco di Bucarest infatti dice: i romeni vogliono il dialogo, non l'odio, ha detto con un sorriso che ha sciolto la tensione degli ultimi mesi e innescato l'ovazione dei sostenitori. Hanno vinto i romeni che desiderano un cambiamento profondo, che vogliono istituzioni statali che funzionino, meno corruzione e più trasparenza. Fasciati nelle bandiere romene ed europee, la piazza è esplosa nei festeggiamenti scanditi dai cori Nikusor, Nikusor e Romania Europa, mentre anche l'iconica fontana di Piazza Uniri si è accesa dei colori europei. Da ieri notte la Romania di Nicu Sordan, quella che vuole scrollarsi di dosso corruzione e ambiguità internazionali, potrebbe essere ricordata come il luogo del primo duro colpo ai sovranisti in Europa, che ieri si erano raccolti poco distante sotto le bandiere americane e MAGA. Il sindaco di Bucarest ha vinto col 54,3% dei voti il ballottaggio alle presidenziali su George Simeon, leader di Aur, il partito dell'ultradestra romena, che si è fermata al 45,6%. Ma nel paese balcanico si rischia il caos. Il leader sovranista, basandosi solo sugli exit poll, ha infatti rivendicato di essere il vincitore e vittima di una frode elettorale. Sono io il presidente in nome del popolo romeno. Si profilano giorni segnati alle tensioni, quindi, in un paese già colpito dall'annullamento lo scorso dicembre del primo turno delle presidenziali da parte della Corte Costituzionale. Allora a essere in vantaggio era stato il filorusso Kalin Georgescu, ma la Corte Suprema aveva deciso di annullare la tornata elettorale, denunciando ingerenze da parte di Mosca e non permettendo al candidato sovranista neanche di presentarsi. I suoi voti e la sua eredità politica erano stati raccolti da Simeon. Intervista al politologo Andrei Taranu: il nuovo capo di Stato dovrà riunire un paese diviso e aggressivo. Gli elettori hanno avuto paura di George, di Simeon, è la nostra variante del fascismo italiano. Ecco qua, a posto siamo. Simeon si ispirava apertamente a Trump, ma guarda anche all'Italia. Sì, il suo stile è chiaramente trampiano, lo vediamo nei toni, nei temi, nel rifiuto delle mediazioni. È una politica di rottura che voi italiani conoscete bene, il modello di Mussolini prima del 38. Un attivismo frenetico che confonde velocità con efficienza, prima il movimento agricolo, poi la guerra d'Europa, poi la modernizzazione d'Etiopia, poi la modernizzazione forzata. Accelerazioni continue in cui molti restano indietro, il tutto sempre in nome del popolo. Ecco perché Simeon è così affascinato dall'Italia. È a suo modo una variante romena del fascismo italiano. Vabbè, posa il fiasco. Le 8:31 minuti, meteo, pubblicità e poi ci risentiamo con Renato Zero, baratto del 1979. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ancora qualche disturbo in questo inizio di settimana, con effetto soprattutto al nord. Al mattino tempo lievemente instabile su parte delle regioni settentrionali, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, in possibile estensione fin verso l'Alta Toscana, buono altrove seppur con qualche nuvola irregolare.
Nel pomeriggio altri acquazzoni sparsi al nord, poche variazioni sui restanti settori con prevalenza di sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché? Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potrete mai dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante, biologico, come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Trova un pretesto, una ragione di più perché io ti dia del tuo. Dammi una traccia, una tua foto, semmai dammi gli estremi tuoi. Poi dimmi con calma quante crisi hai. Se tu ti sei tolta l'appendice oppure te la tieni e sei felice, voglio conoscere più cose di te, le più recondite. Prima di darti la mia verginità voglio la verità. Io ho avuto pochi amori in vita mia. Se prescindi dall'affetto di una cagna e per giunta con la rogna, ehi, se ti do il pelo tu che mi dai, ehi, ti do la milza tu che mi dai, se ti do il colpaccio che mi dai, per poi volare io ci sarei, ci accomodiamo casa mai. L'amore in fondo non è poi che un baratto, dai troviamo il riscatto. Di qualche cosa ti puoi anche privare, dai facciamola fare. Se io ti do un occhio poi mi guarderai, se ti darò il cuore lo farai pulsare o lo getti in fondo al mare. Ehi, se ti do il femore tu che ci fai? Ehi, ti do lo schiaffo tu a chi lo dai? Già, la pelle mia rimane qua per affidarla a chi non sia distratto, perché
basta mai, è sempre troppo quello che tu vuoi, ma tu lo sai quello che puoi. Ehi, senti quel vero che mi dai na 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 na. Ehi, ti do la minza tu che mi dai. Parato, distratto, sei tu che mi hai sedotto. Facciamo un contratto, ma mi sapno devo. Vai via, maialino! E rieccoci alle 8:39 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, sono arrivate alcune zappe che vi leggo volentieri. A me piacerebbe sapere cosa farebbe l'America al posto della Russia. Con l'esperienza che ha l'America sulle guerre prima di Trump, sarebbe interessante sapere cosa farebbe. E poi è fantastico che il Papa riceva a braccia aperte un nazista corrotto come fosse un santo e chieda per lui una pace giusta, come dice la Meloni. Giusta cosa vuol dire? Se intende che sia Zelensky a prendersi la vittoria rispedendo Putin in Russia, quando ha perso anche le mutande, la vedo un po' dura. Ma senza ipocrisia, cosa vuol dire giusta? Non ho ancora capito. A me risulta che chi ha vinto una guerra ha vinto e basta, e le condizioni per la pace le detta lui. Ma adesso è un mondo al contrario, quindi può succedere di tutto. Io spero che per noi sia soprattutto duratura. Allora, la pace giusta, se tu me lo chiedi, visto che hai citato il Papa, nella dottrina cristiana la pace giusta è una pace che non lascia soprattutto delle umiliazioni, che non è revanchista, che non deve, che deve stabilizzare la regione, non è la mera assenza di guerra. E tra l'altro il tuo ragionamento, il tuo linguaggio, quello che tu scrivi, è la stessa cosa che nel 1919 abbiamo sentito ai tavoli a Versailles contro la Germania. Era la Francia, erano soprattutto i francesi che ragionavano come ragioni tu. Bisognava umiliare la Germania, bisognava fargliela pagare. La Francia del resto aveva subito più di 2 milioni di morti al fronte, aveva visto devastato il suo territorio, eccetera, eccetera. Però quello fu l'errore. Fu l'errore perché quando si fa una trattativa per la pace, nella vittoria bisogna essere magnanimi, diceva il buon Churchill, che di queste cose ne capiva e come. Nella vittoria bisogna essere magnanimi e soprattutto bisogna evitare delle paci che umilino, perché la pace che umilia poi alimenta il revanchismo. Infatti, quando portarono poi il testo del trattato di pace con la Germania al maresciallo Foch, lui lo lesse e disse: questo non è un trattato di pace, questo è soltanto un armistizio di 20 anni. Fu un ottimo profeta. Il risultato l'abbiamo poi visto il 1° settembre del 1939, quando quel porco di Hitler ha deciso di aggredire la Polonia e ha dato il via alla seconda guerra mondiale, dopo che la vigliaccheria europea con l'appeasement propugnato da quella mummia col paracqua, come diceva Leonardo Sciascia, quella mummia di Chamberlain aveva permesso all'imbianchino di Berlino di prendersi i Sudeti, l'Austria, e voleva anche il corridoio di Danzig e tutto il resto. Andiamo avanti. Lorenzo da Como, grande Lorenzo, ben trovato. Cosa mi scrivi tu? Buongiorno Antonino, buongiorno a te. Inizio a farti gli auguri in anticipo per la puntata numero 1000 di Zoom. Già, stasera sono 1000. Venerdì vi aspetto numerosi. Venerdì mi è spiaciuto sentire da un messaggio di un ascoltatore critiche alla conduzione della rassegna stampa da parte tua e di Semmi. Proprio a voi che date ampio spazio
alle voci degli ascoltatori. Vabbè, ma questa è la democrazia, fratello, e che Dio ce la conservi. Mi è spiaciuto anche sentire durante la puntata di Zoom una critica sempre di un ascoltatore che insinuava che Radio Libertà fosse un emittente che produce fake news anche tramite le opinioni dei suoi ospiti, vedi Max del Papa. Proprio Radio Libertà, che invece vuole essere una voce alternativa al mainstream che fornisce spunti di riflessione sugli argomenti d'attualità. Poi ognuno arriverà alle proprie conclusioni che meritano sempre e comunque rispetto. Buona giornata. No, semplicemente quella è stata un'osservazione del nostro ascoltatore su alcune affermazioni del nostro Max, ma lui è libero di avere tutti i dubbi che vuole, Max è libero di dire tutto quello che crede, anche perché è adulto vaccinato, mi spiace usare questa espressione, soprattutto quando si parla di Max del Papa. Max ha affrontato una prova molto dura, una vicenda molto grave e conseguentemente credo abbia ampiamente diritto di chiedere quantomeno la verità o chiedere perché certe cose. Non è disinformazione, non è tre palle un soldo, la disinformazione e il tre palle un soldo lo abbiamo visto in altri tempi e da altri personaggi, non da Max del Papa. Avanti, diciamo che l'Ucraina ha vinto, come dire che in Europa c'è la democrazia. Benvenuti nella nuova URSS, Marco. Marco, è così democrazia che io leggo quello che tu scrivi. Caro Antonino, ti scrivo per dirti che è un piacere ascoltarti, grazie mille Enrico da Parma. No, grazie a te che mi ascolti, se no io non esisterei. Poi, geniale, Luca da Brescia mi manda questa foto doppia, a sinistra c'è Rocco Siffredi, Macron, a destra c'è Macron, Micron, non c'è altro da aggiungere. Saluto l'amico Enrico che è tornato con la GTV dalla scuola, per cui mi sta ascoltando, buongiorno a te. Bene, riprendiamo ora il nostro cammino perché l'orologio corre e giustamente ci dobbiamo pure sbrigare. Molto brevemente, Silvia Sardone rilascia questa intervista alla Verità. Qual è la sua priorità ora che è vice segretario della Lega? Credo che il tema dominante nei prossimi anni resterà il rischio di islamizzazione. La nostra società è fragile, rischia di essere conquistata. Da chi? Sono convinta che alcune comunità presenti nel nostro territorio non abbiano alcuna intenzione di integrarsi. A quel punto delle due l'una, resistere o inginocchiarsi. Io dico che non bisogna arretrare, è una battaglia di libertà. Come la sua crociata pluriennale contro il velo islamico, è per quella crociata che mi è stata assegnata la scorta. Il velo è un simbolo di sottomissione e i tanti casi di cronaca lo dimostrano. Alle donne che vedo al mercato col velo non è consentito lavorare, non è permesso parlare italiano. Che razza di integrazione è questa? Dove sono le femministe? Il vero femminismo è contro il velo islamico? Sì, ma non è solo una questione di genere. Tollerare tutto questo significa calpestare decenni di battaglie democratiche. A Strasburgo le danno ascolto. Nei palazzi europei il velo islamico è quasi un logo ufficiale. La giornata europea della gioventù aveva come simbolo proprio una donna col velo, così come un altro manifesto sul futuro dell'Europa. Non comprendono che l'Occidente rischia la sottomissione. L'altra passionaria di Strasburgo è Ilaria Salis. La conosce? Sfugge, ha paura del confronto. La sfida è un dibattito pubblico sulle occupazioni abusive, anche domattina. Io non ho paura del dialogo, soprattutto con chi non la pensa come me. E il Green Deal europeo? Sono capogruppo del gruppo Patrioti in Commissione Ambiente, ho dovuto affrontare l'ideologia green in prima persona. Non molliamo il colpo né sulle auto elettriche né sugli altri dossier aperti dal Green Deal che sarebbe da stravolgere completamente. Dai Silvia, dai. Fare il pieno sarà sempre un piacere, ricordatevelo, almeno per me, poi voi, per carità, so che molti di voi stanno pensando di comprarsi la macchina elettrica, vabbè, io ve l'ho detto, siamo democratici, non vi diciamo niente, ma noi preferiamo continuare a bruciare benzina in quantità industriale. Allora, pagina 15 del Giornale, due ultime cose, poi diamo la parola al qui Parlamento dove c'è Simona Bordonali che ci aspetta. Andiamo a pagina 15, c'è un'intervista al sottosegretario Nicola Molteni qua su il giornale I disordini di Milano. Sapete che nel weekend c'è stato la manifestazione appunto Repatriate Europe a Gallarate, a Milano hanno fatto casino.
Nicola Molteni col decreto sicurezza, più tutele per gli agenti, il sottosegretario all'interno, il mutismo della sinistra che non condanna le frange violenti. Come al solito, dice il sottosegretario Molteni, c'è il mutismo cronico della sinistra di fronte ad atti di violenza nei confronti delle forze di polizia. A Gallarate c'è stata un'iniziativa pacifica di confronto tacciata di essere nazista e intollerante, ma non è stato niente di tutto questo. La sinistra invece tace di fronte a chi, inneggiando all'antifascismo, pone in essere comportamenti fascisti. Per questo il governo, in modo particolare Lega e Ministero dell'Interno, hanno fortemente voluto il decreto sicurezza avversato dalle sinistre per tutelare le forze di polizia. Manifestare è sacrosanto, ma rispettando le regole, non come hanno fatto anarchici e centri sociali. Il PD aveva chiesto di vietare il Remigration Summit di Gallarate, un'ipotesi che non avete mai preso in considerazione. Direi che bene ha fatto invece il sindaco di Gallarate a concedere l'immobile per l'evento. Chi ha idee chiare non ha mai timore delle idee altrui. Tutti hanno diritto a riunirsi ed esprimere il proprio pensiero, così come di protestare. Lo stesso governo ha autorizzato 12.000 manifestazioni di piazza, a proposito di chi ci accusa di reprimere il dissenso, e ieri abbiamo avuto 273 poliziotti feriti, il 127% in più rispetto all'anno prima. Protestare e criticare sì, ma trasformare una manifestazione in devastazione è inaccettabile. Sono le frange di sinistra i responsabili, non il Remigration Summit. Per finire, altri scontri al Salone del Libro di Torino da parte dei manifestanti pro-PAL che hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine. La solita intolleranza di chi usa la forza per imporre le proprie idee. I pro-PAL da mesi scendono in piazza utilizzando quel pretesto. Ma mi lasci ribadire che il decreto sicurezza che la sinistra definisce disumano è il più grande strumento per garantire protezione sociale e tutela delle forze di polizia, che non possono essere punching ball dei violenti. Alla Camera lo voteremo nell'ultima settimana di maggio e entro giugno sarà convertito in legge. Così metteremo in sicurezza uomini e donne in divisa. Fatemi chiudere con Repubblica, andiamo a pagina 29 perché non si può morire a 17 anni in questo modo, chiaro, non si può. È una morte che indigna. Anna, morta sul catamarano, era al primo giorno di lavoro. Venezia, la 17enne, è rimasta impigliata in una cima e ha urtato l'elica. Si indaga su contratto e mansioni della studentessa. Appena poteva, Anna andava per mare, ci andava con la famiglia, il fidanzato Jacopo, gli amici. Sognava di girare il mondo su una nave da crociera da comandante. A detta di chi l'ha conosciuta, Anna aveva tutte le carte per potercela fare. Anche quel lavoro da hostess, accettato a bordo del catamarano Calita a Marina di Sant'Elena, affittato dalla Nova Yacht a un gruppo di giovani turisti stranieri per una festa di compleanno in laguna, era un pezzo del suo cammino verso il grande obiettivo. Ma qualcosa è andato storto sabato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la 17enne si è ritrovata a dover fare il marinaio a bordo quando avrebbe dovuto in realtà accogliere gli ospiti, unica ad aiutare lo skipper su una barca di oltre 10 metri. Non solo, dalle prime verifiche un contratto firmato dalla giovane finora non è saltato fuori. Sembra più che la 17enne stesse facendo una giornata di prova e dalle banchine di vari circoli della laguna si apprende essere diffusa la pratica di ingaggiare a voce i giovani studenti dell'istituto ex nautico, oggi trasporti e logistica, che sognano il mondo dello yachting e per l'estate sono disponibili per lavoretti a bordo, per arrotondare. Vedremo che cosa succederà e che si faccia piena luce su questo. Adesso qui Parlamento con l'onorevole Simona Bordonali. Qui Parlamento.
Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Qui Parlamento. Bene, alle 9, 6 minuti e 3 secondi, io ho il piacere di ritrovare come ogni lunedì l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega. Buongiorno onorevole, ben trovato. Buongiorno, un saluto a tutti. E allora onorevole, se facciamo un giro d'orizzonte, insomma c'è molto movimento per il centrodestra sia a livello europeo che a livello nazionale. Vorrei cominciare con una sua analisi di quello che è successo in Romania, che viene portato come lo schiaffone tirato ai sovranisti, quando invece Scega in Portogallo fa ottimi risultati e insomma mi sembra che ci sia ben altro di cui occuparsi. Com'è andata con la Romania, secondo lei? Ma insomma, penso che quello che abbiamo visto in Romania sia qualcosa che già abbiamo visto anche in Francia. È una situazione che si viene a creare per quello che è il sistema elettorale. Nel momento in cui c'è un ballottaggio, anche forze politiche, diciamo che scatta il cordone sanitario contro i cosiddetti sovranisti, euroscettici, ed è quello che è successo anche in Romania. Del resto in Romania prima hanno cercato di non far presentare questo partito mettendo fuori gioco il candidato e poi dopo nonostante questo si è andati alle elezioni e Simiona comunque ha raccolto un grande consenso che l'ha portato al ballottaggio. È chiaro che poi al ballottaggio, se tutti si alleano contro, si perde, quindi la vedrei così. È esattamente lo stesso schema che abbiamo già visto in Francia, è lo schema del cordone sanitario. Quindi non è, diciamo, non c'è da esultare
diciamo che chi ha vinto non ha da risultare, e chi ha perso in questo caso questo non significa che non abbia fatto un buon risultato, anzi è stato un risultato importantissimo. Decisamente. Senta, per passare invece all'Italia, mi sembra che da Bolzano arrivino delle ottime notizie. Sì, a quanto pare sembra che a Bolzano vinca al ballottaggio il centrodestra, sarebbe la prima volta nella storia repubblicana che ci sia un'amministrazione di centrodestra a Bolzano. Su questo è inciso anche la scelta degli autonomisti su tirolesi dell'SVP di non fare apparentamenti, quindi di non spostarsi a sinistra come spesso avevano fatto in passato, anche se oggi in provincia, sia in Trentino, cioè che in Alto Adige, gli autonomisti sono alleati col centrodestra, ma in questo caso non sono schierati, e questo sta portando il centrodestra ad andare a vincere una città dove non aveva mai vinto, quindi è sicuramente un risultato molto importante. Sì, parlano ovviamente di eredi del fascismo, c'è sempre questo incubo, ogni volta quando vince uno di centrodestra in certi posti è arrivato il fascismo, quella... Ma quando è che si toglieranno questa ossessione a sinistra? Insomma, mi pare che la stanno togliendo gli elettori, nel senso che nel momento in cui, certo, è innegabile che Bolzano abbia avuto una storia per cui il centrodestra faceva un po' paura, no? Per ovvie ragioni, per quello che è successo. Il punto è che probabilmente anche gli abitanti di Bolzano hanno capito che il centrodestra non sono i fascisti, nel senso che si può essere di centrodestra senza avere nulla a che fare con quella storia, con quella tradizione che tanto danno e tanto male ha fatto quel territorio. Penso che il messaggio sia questo, nel senso che se in una città così storicamente di sinistra vince comunque il centrodestra, motivo non penso che siano diventati tutti fascisti a Bolzano, ma penso che a Bolzano abbiano capito che il centrodestra di oggi non ha nulla a che fare con quella tradizione, con quella storia. Onorevole, stamattina si parla da più parti di, non diciamo amaretta, ma diciamo mal di pancia per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, e cioè il fatto appunto che gli assessori in giunta di centrodestra, Lega inclusa, hanno rimesso le loro deleghe al presidente Fedriga. Il presidente Fedriga aspetta di parlare con Giorgia Meloni. Il nodo ovviamente è la candidatura per il terzo mandato, ma non solo, c'è anche il fatto che viene osservato il nord-est è terra estremamente calda per il centrodestra. Zaia non si può ricandidare in Veneto, mentre invece a questo punto la Lega potrebbe ingaggiare battaglia per quanto riguarda un eventuale terzo mandato di Fedriga. Lei come vede tutta questa situazione? Ci sarà la quadra? Si può trovare una quadra su questo? Lo capiremo anche dal Consiglio dei Ministri, perché stanno scadendo i termini per impugnare la legge fatta dal Trentino. Parlavamo prima di Bolzano, sì. Torniamo lì vicino, è la legge provinciale del Trentino fatta dal nostro governatore Fugatti, che prevede appunto il terzo mandato, e il governo nazionale ha ancora poche ore di tempo, insomma, per poter impugnare questa legge, e chiaramente la Lega non vuole impugnarla, essendo fatta da un governatore della Lega ed essendo a favore del terzo mandato. A differenza nostra, invece, Forza Italia e Fratelli d'Italia sarebbero per impugnare. Quindi bisogna capire che cosa succederà nel Consiglio dei Ministri. Fedriga non ha ancora fatto una legge sul terzo mandato, ma è evidente che se il governo dovesse impugnare quella di Fugatti avrebbe la stava sbarrata, no? Perché se la Corte dovesse dichiarare che è incostituzionale che le regioni a statuto speciale possono farsi una legge elettorale con 3 mandati, questo bloccherebbe la strada Fugatti e sulla Fedriga, oltre che a Fugatti. E quindi la crisi si apre per questo, probabilmente sì, e più, come è stato già spiegato, anche per le dichiarazioni che ha fatto il ministro Ciriani sull'ospedale di Pordenone, ma non è tra l'altro il primo attacco che Fratelli d'Italia fa alle regioni, perché anche qualche giorno fa Giorgia Meloni sulle liste d'attesa aveva detto che era pronta a usare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni perché le liste d'attesa sono troppo lunghe, quando in realtà sappiamo che le regioni governate da noi sono regioni dove si sta cercando di dare una soluzione al problema delle liste d'attesa, sta lavorando, inventando delle soluzioni per dare un servizio migliore ai cittadini nonostante i problemi che ci sono a livello centrale, che ci sono da Roma. Quindi che Fratelli d'Italia ci sia un atteggiamento
poco incline, poco amico verso l'autonomia, l'abbiamo sempre saputo. Adesso diciamo che la temperatura della discussione sta salendo molto. È un atto forte quello di rimettere le deleghe, vediamo che cosa accadrà, se il governo impugnerà la legge di Fugatti, se ci sarà un chiarimento tra Fedriga e la Meloni e se Fratelli d'Italia la smetterà di avere questo atteggiamento nei confronti delle autonomie. Per concludere la nostra conversazione, ringraziandola come sempre del suo tempo, il sottosegretario Molteni stamane parla del pacchetto sicurezza che a fine maggio appunto dovrebbe passare alla Camera. Cosa in particolare dobbiamo sottolineare di questo provvedimento, a suo dire? Beh, è un provvedimento, il provvedimento riprende fondamentalmente le norme che erano nel disegno di legge sicurezza che abbiamo approvato circa un anno fa. E poi, come sapete, quel provvedimento è rimasto bloccato al Senato perché il Presidente della Repubblica non ha condiviso un paio di norme e ha chiesto fatto un decreto. Quindi le cose più importanti sono maggiori tutele per le forze dell'ordine. Grazie alla Lega è stata raddoppiata la cifra a disposizione degli agenti per la tutela legale, si passa da 5.000 a 10.000 euro per ogni grado di giudizio, l'inserimento delle bodycam per gli agenti di polizia, la creazione dell'aggravante per chi aggredisce o insulta gli agenti di polizia nello svolgimento del loro lavoro, c'è la costruzione di un nuovo reato che è il reato di rivolta in carcere dei CPR, questo a tutela degli agenti della penitenziaria da una parte e di chi presidia i centri migranti. E poi c'è una norma importante, diciamo non per le forze dell'ordine ma per tutti i cittadini, che è quella del nuovo reato di occupazione abusiva di immobile, con la previsione di una procedura accelerata per far liberare l'immobile occupato abusivamente, quindi senza dover aspettare tutti i gradi di giudizio c'è la possibilità, la Procura della Repubblica avrà la possibilità di sgomberare un immobile anche prima che sia andato a giudizio e sia stato confermato il reato, per rimettere il legittimo proprietario in possesso della propria casa. E visto quello che sentiamo e vediamo tutti i giorni di case occupate con i legittimi proprietari che fanno per entrare in casa e si trovano loro per strada, credo che questa sia una norma molto importante aspettata da tanti. Molto bene, allora grazie e le auguro buon lavoro e al più presto. Grazie. Ci risentiremo. Grazie. A tutti. Di nuovo. Qui Parlamento. Allora, buona gente, vediamo un po' che cosa c'è di bello tra le vostre zappe. Da questo momento il telefono è aperto. Ciao, per me ti stai sbagliando quando dici che molti pensano all'auto elettrica. Ah Silvio, era una battuta. Io, guarda, sono pronto a scommettere con te che se facessimo un sondaggio tra quelli che stanno ascoltando sta trasmissione, gli chiedessimo tu vuoi l'auto elettrica, secondo me il no vincerebbe non con il 100%, ma almeno col 150-180%. Poi ancora, se non ho capito male, sentire Zelensky che vuole concedere i territori occupati alla Russia solo per il tempo necessario per poi riprenderseli è proprio una pace giusta che non umilia nessuno. Oggi abbiamo le atomiche, non i moschetti e le bombette come una volta. Rivendicare un territorio non vuol dire andarseli a riprendere. Pure gli argentini è dall'82 che predicano las Malvinas son argentinas, ma continuano a essere terra inglese. Allora, come previsto, il candidato europeista ha vinto le presidenziali in Romania. Se avesse perso avrebbero ripetuto il voto fino al risultato desiderato. Notate bene che Dan non si era nemmeno candidato alle presidenziali annullate vinte da Georgescu il 24 novembre e il 24. C'è qualcosa che non va? Walter, Churchill magnanimo, io ricordo il moral bombing a guerra finita, vedi scuole bombardate e via di seguito. Scusami, quando è che gli inglesi hanno bombardato in tempo di pace in Italia? Pina da Monza e Brianza, buongiorno a te, buondì. Parlando di accoglienza, preciso che non sono razzista. Dal momento che siamo al governo, perché non si cerca di fare una legge come c'era una volta, per esempio in America? Si potrà venire in Italia solo se si viene chiamati da un parente che ha preparato un lavoro e una casa. Tutto in trasparenza, solo così potremo evitare l'aumento della delinquenza, perché chi arriva e non trova né un lavoro né una casa cosa può fare se non delinquere? Buona giornata. L'atto di richiamo, il famoso atto di richiamo, ma sta cosa guarda che c'è già in Italia. Ancora Gino, ciao Gino, buongiorno, da 7 anni ho una Giulia veloce benzina, gran macchina, pienamente d'accordo Gino.
e me la tengo stretta, gli aspirapolvere li lascio comprare ai talebani del green. Mi stai piacendo, Gino, manda pure una foto che la voglio vedere. 0292 94 7222, il telefono è aperto, se lor signori vogliono intervenire siamo a disposizione qua per voi. Andiamo a dare un'altra occhiata alle agenzie nel frattempo, mentre questo nostro orbe terracqueo e vero si muove. Ecco, Vance è arrivato a quanto pare, o meglio, l'apertura dell'ADN Kronos è Vance in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV, però non si sa ancora se sia arrivati in Vaticano. C'è questo titolo un po' ambiguo. Comunque, la diplomazia americana vede ora l'opportunità di rafforzare i rapporti con Papa Leone, il primo pontefice americano il cui obiettivo di porre fine ai conflitti più distruttivi del mondo coincide con la visione che Trump ha delineato per se stesso come costruttore di pace durante la visita della scorsa settimana in Medio Oriente. I funzionari statunitensi affermano che diverse iniziative statunitensi sono in armonia con l'appello alla pace che arriva dal Vaticano, tra cui il pressing degli Stati Uniti affinché Hamas e Israele accettino una proposta di cessate il fuoco che scongiurerebbe una massiccia operazione militare israeliana a Gaza e gli sforzi di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Il punto di divergenza più grande tra Papa Leone e l'amministrazione Trump sarà quasi certamente l'immigrazione e la giustizia sociale, scrive il Washington Post, ricordando gli interventi di Prevost sui social media che criticavano le campagne antimigranti. Contattati dal Washington Post, funzionari statunitensi affermano in privato che il grande divario tra Trump e il Vaticano in materia di politica migratoria è in gran parte incolmabile, ma Rubio ha dichiarato al giornale che le due posizioni non sono incoerenti e che è utile arginare il flusso migratorio di massa. Tra l'altro Vance aveva avuto le sue polemiche col Papa, anzi col futuro Papa, in tema di immigrazione. Andiamo a dare qualche altra notiziola, vediamo un po'. Gaza, le forze israeliane uccidono leader della Jihad islamica, irruzione in casa vestiti da donne, morto a Khan Yunis Ahmed Saran, comandante delle brigate Nasser Saladin, braccio armato della Jihad islamica palestinese, arrestati moglie e figli. Grande condottiero romanista vero, Ranieri, omaggio da brividi all'Olimpico. Poi Parma-Napoli 0-0, Inter-Lazio 2-2, gli azzurri vedono lo scudetto. Nell'ultima giornata i partenopei devono battere il Cagliari, già salvo. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Ciao Mario, buongiorno. Buongiorno. Chiamavo ma sentivo, non mi sentivo in onda. No, comunque, vedi Danna, 70-80% delle volte io non sono d'accordo con lei, ma questo è il piacere del dibattito. Ma quello che io volevo dire è una cosa, che non si capisce che la Russia non ci ha permesso allora tutto quello che vuole. Putin è un porco dittatore, un KGB, un ex comunista, e quindi tutto il male possibile di questo triste figuro. Però vedete, mandare altre sanzioni alla Russia, costringerla con le spalle al muro, non ha senso, perché io i russi li conosco bene, Danna. Hanno una capacità di sopportazione, di rinuncia che nessun altro popolo ha. Ha resistito per 3 anni all'assedio di Leningrado, facendo addirittura, arrivando al cannibalismo. Ha subito decine di milioni di morti, i gulag, Stalin, ha subito l'Ucraina all'Holodomor durante l'Unione Sovietica, 4 milioni di contadini uccisi per fame, c'era il cannibalismo. Cioè sono capaci di sofferenze inaudite, di sopportazioni inaudite. Veramente l'Holodomor è stato voluto da Stalin. Quello che sto dicendo, se mi sente invece di guardarsi sempre addosso, stavo dicendo proprio questo, sono capaci. No, però una cosa ti vorrei dire, scusami Mario, ti pregherei di una cosa.
La polemica si fa sulle idee e non sulle persone. Ti pregherei di questo, perché l'altra volta tu è un periodo che hai questa abitudine. Quello che sono io o che penso io a te non interessa. Stai dicendo una cosa, fai la polemica sulle idee, non sulle persone, per favore. Prego. Vabbè, ma io lo stavo dicendo, ho detto i Gulag, Stalin e cosa, è ovvio che l'Holodomor l'ha fatto Stalin, no? Secondo logica conseguenza. Sto dicendo che le sanzioni gli fanno un baffo perché è un paese e la popolazione sa vivere con un'alice e un bicchiere di vodka. Non sono abituati, non hanno mai avuto nella loro storia momenti di benessere diffuso, sono sempre vissuti nella povertà e quindi l'Occidente gli manda altre sanzioni se non si piegano, diciamo, come dicono loro, alla trattativa, gli fanno un baffo. Quindi Putin, questo io voglio cercare di far ragionare la gente, l'Occidente, ha il coltello dalla parte del manico, perché la gente è abituata a una povertà diffusa da secoli, prima con 3 secoli di zar e poi con 75 anni di comunismo. Quindi loro hanno delle capacità di sopportazione illimitate ed è su questo che un dittatore spietato e feroce come Putin ha buon gioco. E questo io cerco di far capire all'Occidente. Altre sanzioni più devastanti gli fanno un baffo, Dana, gli fanno un baffo perché loro sono abituati alla povertà, alla sofferenza, ai genocidi che hanno subito. È un popolo che ha sofferto come nessun altro al mondo. Quindi mandare altre sanzioni non risolve il problema e purtroppo è così. Questa situazione andrà avanti per le lunghe. Questo io volevo dire, non ce l'avevo proprio con lei. Grazie. Amen. Comunque, popolo che ha sofferto più di altri al mondo, direi abbondantemente gli ebrei insieme con gli armeni. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino, sono Pier. Pier, buongiorno a te, dimmi tutto. Avevo mandato un vocale, ma faccio a voce che facciamo prima. Ascolta, volevo parlare, se mi permetti, sulla questione del voto in Romania. Prego. E sui titoloni, a parte che non è stato staccato l'ultimo tagliando ancora, quindi sono sempre lì, vanno verificati perché dei problemi, abbiamo capito, in quel territorio ci sono. Però non festeggi molto la sinistra o il centro-sinistra, perché tutti e due i candidati fanno riferimento a un pensiero molto differente. Il fatto che l'ex sindaco di Bucarest si ponga come, diciamo, alternativo, ma non del tutto a Simeone, è un conto. Lì il problema era un altro, è che il precedente governo, che aveva una natura sì di sinistra, è stato battuto, cioè le feste che fanno i rumeni che hanno votato l'uno e l'altro e sono quelle di aver cassato via un presidente e un governo che stava mettendo in seria difficoltà l'economia e non solo rumena. La diaspora, così la chiamano, ma tenete conto che quanti sono? Io spero che siano anche all'ascolto i rumeni che vivono in Italia e che lavorano e producono e portano anche delle cose molto positive come fratellanza fra europei, hanno votato tutti per Simeone. Perché? Perché ritengono che la parte precedente, quella socialdemocratica, chiamiamola così, eccetera, eccetera, non abbia portato quello che speravano loro, che più o meno ingenuamente siano buttati nelle mani dell'Unione Europea nella speranza di migliorare il livello di vita. Quindi attenzione, tutto il resto è vera propaganda. Putin c'entra relativamente, i rumeni votano come gli italiani, secondo me che meglio per molti aspetti, e lo fanno coscientemente, non vengono infinocchiati da 4 giornalai o 4 imbecilli che parlano nelle televisioni. Questo volevo dire. Ciao. Ciao, andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra telefonata, 0292947222, se volete essere dei nostri. Intanto continuiamo a dare un'occhiata alle agenzie, vediamo che sta succedendo, vediamo un po'. Per adesso no, non c'è nessun'altra telefonata, il telefono è comunque aperto, 0292947222 oppure 340 670 9659 se volete mandarci
le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, ladies and gentlemen. Intanto si sono fatte le 9:27 minuti e 30 secondi, siamo quasi alla fine di questa puntata, poi dopo ci sarà il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti e a seguire tutto il resto della programmazione della rete, e stasera, se avete voglia, alle 18:15, insomma, facciamo un po' questa bella trasmissione, questa 1000ª puntata di Zoom, e naturalmente saremo ancora una volta, stavolta sarà 1000 volte in mezzo ai fatti, perché effettivamente per arrivare a fare quota 1000 non è cosa che capita tutti i giorni. Ci auguriamo di arrivare anche a quota 2000 e oltre, se possibile. Ci mancherebbe pure. Allora, vediamo un po' che altro c'è di nuovo. Caso Garlasco, martedì saranno sentiti anche Stasi e Marco Poggi come testimoni. Bah, sapete, io ho questa strana sensazione che non succederà niente di niente. Poi vedremo. Allora, ancora andiamo a vedere qui Lanza. Lanza ancora non ha aggiunto molto. Caos B, il Brescia rischia la retrocessione, la Samp ora ci spera. Indagato il club di Cellino, rinvio dei play-out, Salernitana verso il ricorso. Addio a Nichi Grauso, pioniere di radio, TV libere e internet. E ancora, in Israele le carte della leggendaria spia Eli Cohen. C'è la fiction su Netflix con Sacha Baron Cohen. Se avete la possibilità, vedetevela. Io ora non mi ricordo più come si chiama la fiction, ma ora ve lo dico perché è molto interessante. Eli Cohen, dov'è? Netflix, sì. È una fiction in più puntate, tra l'altro, che racconta la storia di questa leggendaria spia americana, The Spy si chiama, per la precisione. Questa leggendaria serie, questa leggendaria spia israeliana che si infiltrò nel regime siriano per naturalmente sventare tutta una serie di attentati. Se vi capita, vedetevelo, The Spy su Netflix. Sarà tempo bene impiegato, e Sacha Baron Cohen, tra l'altro, è bravissimo nei panni di Eli Cohen. Va bene, abbiamo finito, grazie a tutti. Ci ritroviamo stasera 18:15 trattabili, oppure, se preferite, anche domani alle 7:30 con la rassegna stampa e Radio Libertà. Linea al direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente. A più tardi. Avete ascoltato